Siamo a Pieve di Cadore, nella sede della Proloco Tiziano. Abbiamo il piacere di parlare, di dialogare con la Presidente dell'associazione, un'associazione che è una diramazione regionale del turismo, fa parte della legge regionale sul turismo. Alla signora Presidente vogliamo chiedere intanto quanti soci ha, pressappoco, neanche se non si può sapere preciso sempre perché cambiano le cose. Ecco quanti soci sono e qual è l'area della sua attività. Allora, i soci più o meno sono una cinquantina, che sono un po' quelli che si ripropongono ogni anno. L'area geografica in cui noi ci concentriamo è il comune di Pieve di Cadore, per cui sostanzialmente noi ci limitiamo al nostro comune con cui collaboriamo. Ecco, questo è il nostro bacino d'utenza. Sì. Quali sono le attività preminenti nel giro dell'anno? Allora, diciamo che ci sono, d'estate c'è un proliferare naturalmente di iniziative che supera sicuramente quello che avviene poi durante l'anno e anche il periodo invernale. In realtà cerchiamo di raccogliere un po' quelle che sono tutte le iniziative proposte nel comune, sia da parte dell'amministrazione, sia da parte nostra, che dei musei, della Magnifica Comunità, il Museo dell'Occhiale e tutte le associazioni del territorio del comune, per cui le associazioni ce ne sono tantissime nel comune di Pieve. Alcune propongono appuntamenti che si ripetono ogni anno, altri invece fanno iniziative nuove e ogni frazione ha le proprie realtà che cerchiamo di sostenere e di valorizzare. Come gestisce la Proloco queste strutture? Allora, in realtà la casetta di Babbo Natale noi la gestiamo nel periodo invernale tutti i giorni, tenendola aperto e con l'aiuto di alcuni volontari, uno nello specifico, ci prestiamo a far sì che le famiglie e i bambini trovino la figura proprio di Babbo Natale che li accoglie. Raccogliamo le letterine che vengono scritte, che sono più o meno 1.000.000 ogni anno che vengono raccolte. Se si può dire, rispondiamo a queste letterine e quindi è un po' anche un nostro vanto quello di mantenere la tradizione di rispondere sempre a queste lettere, che in realtà poi vengono scritte soprattutto dai bambini, ma talvolta capita di trovare lettere anche di qualche adulto che si sfoga un pochino. E questo d'inverno e anche d'estate nei fine settimana, soprattutto di luglio e agosto, per cui è possibile trovare la casetta aperta. Talvolta c'è Babbo Natale in persona, talvolta insomma ci sono altri volontari che ci aiutano a tenerla aperta. Il parco cerchiamo di valorizzarlo con dei laboratori di lettura, come avviene anche quest'estate ed è stato così anche l'anno scorso, per cui abbiamo anche lì il sostegno di alcuni volontari che fanno alcuni laboratori per i bambini, qualche lettura animata. L'apertura dei locali del bar non è di nostra competenza attualmente, per cui lì è sempre un po' un punto di domanda. Quest'anno cerchiamo di vivacizzare un pochino il parco con una color walk, che è il primo anno che viene proposta qua a Pieve, e quindi noi speriamo che sia un evento che possa piacere, insomma. Come concorrono i commercianti e le attività alla sussistenza della Proloco e allo sviluppo delle attività della Proloco? In realtà diciamo che ci sono dei momenti di confronto tra le parti. Alcune volte riusciamo a mettere insieme le idee, le forze e promuovere alcune iniziative, come è stato per esempio la sfilata di moda anche l'estate scorsa. Quest'anno non riusciamo a riproporla perché, ahimè, le realtà sono in diminuzione e quindi le adesioni insomma sono venute meno e abbiamo reputato di non ripetere l'esperienza. Non è facile trovare un punto di incontro e riuscire a capire esattamente come collaborare, però insomma dipende un po'. Fino a qualche anno fa la Proloco di Pieve aveva 2 punti fermi per quanto riguarda il fuoristagione. Uno era il Natale con il presepe in piazza anche,
e come anche seguiva l'andamento degli altri, i misteri, gli spettacoli del mistero, che ha fatto sia quello della Redosora di Nebiù, ha fatto quello di Tai, quelli altri. Pensate di riprenderli questi? Allora, sui presepi in famiglia, anche qui dipende un po' dal livello di adesione, nel senso che negli ultimi anni ci è sembrato si facesse un po' fatica a raccogliere sia l'entusiasmo che le adesioni, per cui abbiamo pensato che ci fosse un momento di stanca che ci sta, per cui ci riproveremo o proveremo a proporre qualcosa di diverso per quest'inverno. E gli spettacoli del mistero, anche lì adesso vengono gestiti sì, a livello regionale, e quindi la rete dell'Umpli partecipa con dei progetti validi. Poi oltre a quelli voi avete le frazioni, no? Ogni frazione ha una sua vita propria. E qual è il discorso che vi trattiene tutti quanti insieme? Ma allora, il cercare di conciliare le iniziative di tutti, si è nel tempo, secondo me, consolidata un po' l'abitudine di non pestarsi i piedi, che non è così scontata, per cui i calendari che vengono proposti cercano di rispettare gli impegni e le iniziative di tutti quanti. Cerchiamo di tenere insieme gli animi, anche se giustamente, come ogni comune, ha le frazioni che insomma si accendono ogni tanto, per quello sì. Carnevali, palio, eccetera, sono momenti. Quello del carnevale è un buon momento. È un buon momento, quest'anno riproporremo il palio, che è anche un po' di anni che non viene fatto qui a Pieve, per cui a fine settembre, il 27, andremo anche con quello di nuovo a Pieve, e quelli sono momenti che piacciono, quando le frazioni possono scontrarsi un po'. Fino a 2 anni fa, Monsignor Diego promuoveva la realizzazione di una festa, di una bella festa per il giorno della Madonna, l'8 di settembre. Pensate di fare qualcosa anche quest'anno? Allora, diciamo che dall'anno scorso è stata l'amministrazione ha proposto il mercatino dei bambini in occasione dell'8 settembre, in realtà viene fatto di sabato, per cui insomma il sabato più vicino, che quest'anno se non erro è il 6, verrà riproposto anche quest'anno, è piaciuto molto, per cui è un po' un modo per sostituirsi magari alla fiera che più comunemente veniva proposta nel tempo, ma forse è un po' anche superata, e coinvolgere anche i bambini e le famiglie. Allora noi ringraziamo la Presidente della Proloco, le auguriamo forza di gestire l'attività, e che tutto prosegua bene, fino alla fine dell'estate. Assolutamente. Va bene? Assolutamente, grazie a voi, grazie a voi, buona estate.